La cresta della Cianevate è il più imponente massiccio roccioso delle Alpi Carniche. Con i suoi 2769 metri è 11 metri di meno del Coglians, la cima più elevata del Friuli. Questo è l'ambiente in cui si svolge la nostra escursione. L'avvicinamento al punto di partenza avviene da Carnia, Tolmezzo e poi prendendo la valle del torrente But verso Arta Terme, Paluzza e Timau. Quindi il passo di Monte Croce Carnico da dove parte il nostro sentiero. Dal passo prendiamo il sentiero CAI 146 che fa parte della traversata carnica. A circa quota 2000 prendiamo il sentiero 171 che sale verso Creta di Collina e quindi verso la creta della Cianevate. La discesa avviene sullo stesso percorso. Stavolta abbiamo deciso di pesare gli zaini, mediamente 10,5-11 kg. Risaliamo in auto sulla tortuosa strada che va verso il passo. Dal passo prendiamo il sentiero 146, che è un tratto della traversata carnica. Circa a quota 1880 prendiamo il sentiero 171, che sale ripido verso la creta di Collina. Lasciamo il territorio verde sottostante per inerpicarci in mezzo a tante rocce e poca erba. La cima della creta di Collina. Un bel contrasto col verde là. Si continua a salire in mezzo a pochi tratti d'erba e tante rocce.
All'incrocio del sentiero che va verso Creta di Collina troviamo il bivacco Celso Craighero. È veramente minimale, ricavato da una vecchia grotta di guerra. Prendiamo quindi una traccia che porta verso la creta di Cianevate. Davanti a noi sta scendendo una ragazza di Tualis che sta rientrando dalla cima della Cianevate. Dal bivacco alla cima ci sono circa una ventina di tratti attrezzati. È un continuo saliscendi, con notevoli tratti esposti senza attrezzatura. Questo che percorriamo è ciò che rimane di un vecchio sentiero della Grande Guerra. Sotto di noi il territorio austriaco con l'antico ghiacciaio dell'Eiskar. Buon plan di grave. Sì, se no me lo riportazione. Sì. Si cammina quasi dappertutto su frantumi di roccia. Qui siamo all'ultimo canalino che porta verso la cima. Viva Paolo! Ed ecco la cima della Cianevate. Ore 13 esatte, siamo sulla cima. Davanti a noi il Koljans, eccolo là, adesso faccio una zoomata, ecco là il Koljans. E dopo un meritato riposo prendiamo il sentiero di ritorno. Bisogna procedere con cautela e passo sicuro, perché si cammina su uno sfasciume di rocce. Ancora 1300 metri di dislivello. Ah, interessante. Quasi sempre alcuni grifoni seguono Paolo da Cornino. Eccoli che volteggiano splendidamente sotto di noi. Grazie di averci scelto e seguirci sul nostro canale.
Ricordatevi anche di fare l'iscrizione e attivare la campanella. Le ombre si fanno lunghe. Come le gambe corte. Siamo in mezzo ai sorbi. Sorbo dell'uccellatore. Chi è altro scandè? Carissimi fans, oggi ci siamo cucinati per bene. 10 km e passa, 1500 di dislivello. Più di 1500. Lo conteremo dopo. Le facce si vedono, hanno tutti i segni dei chilometri. È una giornata di cottura. Comunque soddisfatti perché è un posto che non c'eravamo mai stati. E forse neanche voi. Dateci un'occhiata.